Amici di Ultimo Stadio, eccoci per questa intervista, la rubrica dell'infedele. Intervisteremo questo tifoso che non sveliamo il nome per ovvi motivi, napoletano ma che tifa per la Roma. Lei... Sì, a Sorcio, io tifo Roma. Ah, quindi lei è proprio romano, è nato a Napoli ma è romano? No, io sono napoletano. E perché, come mai lei, un napoletano, tifa per la Roma? Vabbè, anche da quando mi sono sposato, perché mia moglie è della Romania. E che c'è azzecchi, sono due cose proprio totalmente diverse. No, ma pensa, pure a Romania, con coppa pasta. Metto un cofone romano, parmigiano, non lo uso proprio. Usa solo il romano sulla pasta, ma addirittura, invece della Gazzetta dello Sport. Ma accade sempre Roma. O Roma? Ma legge solo Roma, perché addirittura, quando vado a fare shopping, accade solo a via Roma. Cioè, un tifo pur di fare Roma, chi si va spende solo a via Roma, non ho capito. A via Roma mi voleva accattare pure una casa, ma mi hanno chiesto 500.000 euro, tanto va la città, ma accatta proprio a Roma. Vabbè, ha ragione. E cosa pensa quando vede i colori azzurri? Ecco qua, Lazio. No, intendevo gli azzurri del Napoli. No, ma io il colore azzurro non lo guardo proprio, io guardo solo giallo-rosso, i colori della mia squadra, pure al semaforo, quando vedo giallo-rosso pigli a parte. E il verde? No, non mi muovo proprio, non ci mai tifate per l'Avellino. Vabbè, come per l'Avellino? E quindi lei quando gioca Roma-Napoli o Napoli-Roma, lei va allo stadio a vedere la partita? No, io lo seguo comodamente a casa. E come mai? Perché chi va a Roma perde la fortuna, poi tenga mia moglie e sa proprio come mio condor. Se avrei puntato la segreta e se fu posto. Vabbè. Cosa dicono i suoi amici che lei, pur essendo napoletano, tifa per la Roma? Vabbè, ma la Roma è una fede e io sono cattolico. E che significa? Vabbè, pure la chiesa è romana, la Santa Romana Chiesa. A proposito, già pigliato il primo catechismo, mi fa ricordare. Vabbè, allora l'intervista dell'infedele termina qui. Ringraziamo quest'uomo che si è prestato per questa intervista a titolo gratuito. Ah, frate, ma che titolo gratuito? Tu mi dai 50 euro, che non mi hai promesso? Sì, scusami, avevamo stabilito 50 euro, però devi firmare prima la liberatoria, mi raccomando, Alfredo Rossi e Tronchi 50. Alfredo Rossi, e tu no, ma tu mi inguaiati come torna a casa, no?